possiamo cominciare? Mi date l'ok? La regia? Sì, perché forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza, lo sottolineiamo con questa regia, poi produzione e post-produzione si faranno tutta una serie di video che avranno una risonanza nazionale grazie agli accordi che Bruno e Giovanni e la Regione Autonoma della Sardegna ha preso con dei canali, quindi insomma è una bella pubblicità per i prodotti, per le eccellenze sarde e anche per i suoi protagonisti, insomma, tra le quali c'è Cristina. Le donne del vino, io stavo delle già donne del vino, annuendo. poi ne parli tu. Io ti Ok, presento va Cristina bene. Mamusa, sommelier e una delle vice delegate delle donne del vino della Sardegna, un'associazione nazionale che ha più di 1000 iscritte tra sommelier, enologhe, enotecarie, ristoratrici, ci sono anche le giornaliste e altre figure professionali, molto importante a cui tengo molto. Mi fa molto piacere vedervi così numerosi, vi ringrazio perché domani insomma San Silvestro, però evidentemente i vini spumanti sardi valgono veramente la pena e certo. Come ci racconterai molto bene tu, ti lascio la parola, grazie. Esatto, l'avrei detto io adesso. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Quindi oggi sarà un'occasione magari di testare le bollicine che magari userete domani sera per i festeggiamenti, perché le bollicine sarde vedremo che sono di tutto rispetto. Quindi, come Alessandra, come Luisa, faccio parte dell'Associazione Donne del Vino, la delegazione della Sardegna, che ormai conta più di 50 associate. Non vediamo l'ora di averne nuove, appunto, qualcuno già ha fatto richiesta, mentre a livello nazionale siamo oltre 1000. È un'associazione che chiama a sé non solo le produttrici, ma in primis, perché sono state loro a fondare appunto l'associazione, oggi invece conta sommelier, conta giornaliste, comunque tutte le donne che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il mondo del vino. E vi chiederete, ma come mai c'è questa necessità di avere un'associazione donne del vino? Ebbene sì, c'è necessità, perché il mondo del vino, ahimè, lo ribadisco da tanto tempo, è un mondo ancora tanto maschile. Anche nelle associazioni del vino, non me ne voglia qualcuno, ma i grandi capi di solito sono sempre degli uomini, le donne devono faticare sempre un po' di più nel dimostrare di essere capaci nella degustazione. Quindi questa associazione ci permette un attimino di ribadire il concetto. Noi ci siamo, ma ci siamo sempre state, perché le donne hanno avuto sempre un ruolo importante, soprattutto a livello produttivo. Cioè ci sono tante donne coltivatrici, e quindi non sono solo le donne che si mettono poi il tacchetto e il vestitino che vanno a fare a promozione, perché dietro c'è tanto lavoro, c'è fatica. Poi certo c'è anche la parte di rappresentanza che è necessaria e quindi magari ci mettiamo il rossetto e il tacchetto, però dietro c'è tanto lavoro. E quindi questo è lo scopo dell'associazione. Alessandra ha avuto l'idea di promuovere le bollicine prodotte dalle donne del vino, quindi da produttrici che fanno parte dell'associazione, e ne abbiamo selezionato 6, ma ne abbiamo molte di più. Quindi non ce ne vogliano le altre associate, ma abbiamo fatto, diciamo così, una selezione come dire, di territorio, non neppure come dire, di qualità o di chissà che. Quindi stasera abbiamo in degustazione 6 spumanti che vengono da territori diversi e abbiamo anche vitigni diversi, quindi sarà curioso scoprire le differenze. Prima di iniziare, mentre appunto Claudia si prepara con le bottiglie, facciamo un recap, come ho detto prima, della differenza tra metodo Charmat e metodo classico. Perché magari qualcuno se la ricorda, qualcun altro che invece sta iniziando, sta muovendo i primi passi nel mondo del vino, magari ha bisogno di essere aiutato.
Allora, le bollicine si ottengono sempre con una seconda fermentazione. Quindi cosa significa? Che io faccio la mia vendemmia normale nei periodi che ormai vanno da luglio sino ad ottobre, perché proprio per le bollicine le vendemmie si sono anticipate. Quest'anno per la prima volta nel Parteolla lo Chardonnay è stato raccolto l'ultima settimana di luglio. Questo, come dire, un po' ci preoccupa perché significa che il clima sta diventando sempre più caldo e quindi per tenere un po' l'acidità e la freschezza delle uve dobbiamo anticipare la raccolta, ma è anche vero che è un po' una strategia commerciale, perché ovviamente rispettando quella che è la maturità delle uve, se noi anticipiamo leggermente la raccolta, magari riusciamo a tenere il nostro titolo alcolometrico un po' più basso. Siccome nei mercati internazionali avete visto che ormai si bevono vini dealcolati, si tende a consumare dei vini che hanno un titolo alcolometrico sempre più basso. E noi in Sardegna abbiamo un problemino da questo punto di vista e quindi anticipando la raccolta delle uve riusciamo magari a tenere un titolo alcolometrico più basso per andare sui mercati internazionali. Quindi noi facciamo la nostra vendemmia, prima fermentazione e il vino riposa per qualche mese, solitamente nei tini in acciaio. Dopodiché si possono seguire due vie per la spumantizzazione. O faccio una seconda fermentazione in bottiglia o faccio una seconda fermentazione in autoclave. Quindi la fermentazione in bottiglia è il cosiddetto metodo classico o champenoise, mentre la rifermentazione in autoclave è il metodo Charmat o Martinutti. Le differenze. Il metodo classico richiede molto più tempo, perché solitamente la sua evoluzione dura dai 18 mesi per arrivare anche sino ai 10 anni. E ormai anche in Sardegna ci si sta spingendo a lunghe, come dire, prese di spuma, lunga evoluzione in bottiglia, stiamo arrivando a 50-70 mesi. Diciamo che si sta veramente cercando di capire sino a dove possiamo arrivare. Però a livello Italia abbiamo già visto degli esempi importanti, quindi Anna Maria Clementi, insomma Berlucchi, arrivano sino a 10 anni e quando li assaggiate direte ma veramente questo vino è stato 10 anni dentro questa bottiglia? Il metodo Charmat invece è sicuramente molto più veloce, perché mi bastano 20 giorni per avere il mio spumante. Però tutti siamo convinti, credo, che il metodo classico sia molto più difficoltoso, più costoso, in effetti finanziariamente è più importante, perché la bottiglia esce dalla cantina dopo 3 anni, considerando la vendemmia, il riposo e poi la messa in bottiglia, presa di spuma, eccetera, eccetera. Quindi dopo 3 anni la cantina riesce a recuperare l'investimento. Però è vero che anche le piccole cantine possono produrre metodo classico perché è tutto manuale. Quindi non c'è bisogno di chissà quale tecnologia, no? Invece per il metodo Charmat, la bottiglia dopo 20 giorni in effetti può andare sul mercato. Però per produrre quello sfumante lì, io ho bisogno di una tecnologia particolare, anzi di tecnologie diverse, perché ho bisogno di autoclavi per la fermentazione in acciaio, ho bisogno di qualcosa che mi tenga la pressione che si sviluppa all'interno di queste autoclavi costante, quindi ambienti isobarici, e soprattutto ho bisogno di un impianto di imbottigliamento speciale, perché imbottigliare un vino spumante non è come imbottigliare un vino fermo. Con il metodo classico io posso fare tutto a mano, perché congelo il collo della mia bottiglia e poi alla mano, diciamo così, alla volée, come si dice, posso poi mettere il tappo definitivo.
col metodo Charmat non è possibile, quindi devo avere un impianto di imbottigliamento di un certo tipo. Voi sapete che molte cantine, che magari conoscete, anche soprattutto le più piccole, cioè chi sta sotto le 300.000 bottiglie non ha impianto di imbottigliamento in cantina. Quindi stiamo già partendo da quella condizione. Quindi cosa succede? Che magari possono chiedere a una cantina amica se svolge questo servizio, oppure ci sono proprio le auto imbottigliatrici, quindi un camioncino, dovete immaginare, che va nelle cantine e appunto fa questo servizio di imbottigliamento. Eppure magari qualche cantina piccolina ha comunque un metodo Charmat. E quindi com'è possibile tutto questo? È possibile che nessuno lo dice, ma in realtà la spumantizzazione non viene fatta in Sardegna. Quindi tutti i metodi Charmat, o quantomeno, diciamo così, oltre il 90% dei metodi Charmat che voi bevete abitualmente, la vendemmia viene fatta in Sardegna sicuramente, viene preparata alla base del vino e poi viene trasferita solitamente al di là del mare, solitamente nei luoghi dove sono molto esperti nella spumantizzazione, quindi parliamo della zona del Prosecco, parliamo dell'Oltrepò Pavese, parliamo della Franciacorta. Quindi arrivano appunto le masse di vino, vengono spumantizzate, quando lo spumante è pronto viene imbottigliato e dopodiché le bottiglie ritornano in Sardegna. Voi direte, non è una cosa molto sostenibile, in effetti non lo è, però per le cantine è importante avere in assortimento una referenza di metodo Charmat perché è quella che gira, che si vende e che quindi ha un rientro economico. E appunto la maggior parte delle cantine non hanno la disponibilità finanziaria per poter investire in queste tecnologie. Oggi assaggeremo 4 metodi Charmat e 2 metodi classici. Solo uno dei metodi Charmat è prodotto realmente in Sardegna, quindi le tecnologie sono in cantina. Mentre il metodo classico, appunto, abbiamo detto che in sostanza è più semplice e meno costoso come tecnologia di produzione. Allora, possiamo iniziare, Claudia? Quindi, io vorrei fare la degustazione in questo modo. Probabilmente potevamo fare una scelta diversa per questioni, insomma, tecniche, però abbiamo un metodo Charmat di uve bianche, poi abbiamo 3 metodi Charmat di uve rosse e poi abbiamo 2 metodi classici, metodo classico a base di uve bianche. Quindi io vorrei cominciare con il primo Charmat di uve bianche, dopo proseguire con le 3 bollicine rosate insieme per poter fare anche delle comparazioni, per capire anche le differenze, perché quando si fanno le degustazioni guidate e si ha la possibilità contemporaneamente di assaggiarne diverse, magari si colgono più delle sfumature. Ecco, non è un paragone che vuole arrivare a dire questa è meglio dell'altra, no, è semplicemente per capire quali sono le differenze. Poi ognuno di noi ha i propri gusti, tecnicamente possiamo dire questo è più acido, questo è più minerale, poi ognuno sceglie quella che insomma preferisce di più. Allora, quindi il primo spumante che stiamo assaggiando abbiamo detto che è un metodo classico. Si chiama Attilio, quindi magari non so se tanti di voi l'hanno già assaggiato, quindi sono le cantine Contini e l'uva che è stata utilizzata per produrre questo spumante è una vernaccia. Quindi la bellezza già, come dire, questa bollicina ce la sta annunciando, è che noi avremo bollicine fatte soltanto con i nostri vitigni autoctoni. Quindi sono bollicine che esprimono il nostro territorio, perché siamo abituati a bere bollicine a base di Chardonnay, bollicine a base di Pinot, e va bene, ma noi non possiamo andare a competere sul mercato internazionale
con questi grandi, anche perché c'è una piccola regione che si chiama tipo Champagne, no? Che insomma andremo insomma, a scontrarci veramente con i giganti. Invece la tendenza di mercato degli ultimi anni è proprio questa, che ogni regione sta andando a spumantizzare i vitigni autoctoni. Quindi esprimono il territorio e oltretutto vanno a cercarsi nicchie di mercato, quindi non si fa concorrenza ai grandi spumanti che conosciamo e neppure allo champagne, ma usiamo i nostri vitigni e quindi scopriamo ancora di più il nostro territorio. Claudia, ti devo sgridare perché non l'hai versato a me per prima. Questa storia deve finire. Che chi fa la degustazione viene servito sempre per ultimo. Allora, questo è un metodo Charmat. I primi 4 sono tutti metodi Charmat. Allora, quindi andiamo a vedere. Io qua ho una luce bellissima, voi mi sa non altrettanto, ok? Allora, facciamo, diciamo così, un'analisi visiva, ovviamente non troppo tecnica, però vediamo già che abbiamo un colore giallo paglierino, vediamo che le bollicine sono veramente belle fini, guardate anche come si è formata la coroncina, quindi questo è un indice di qualità. Quindi le bollicine sono piccole, 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 delle puntine di spillo, quindi ci lasciano insomma intendere che siamo di fronte a un vino che sicuramente è stato fatto nel modo corretto. Ok, adesso proviamo subito ad andare a sentire i profumi di questo vino. Allora, stiamo parlando di vernaccia, che siamo abituati a degustare in un modo totalmente diverso, no? Quindi in un metodo Charmat forse ci sorprende per questi sentori fruttati così freschi, no? Che ci ricordano quasi, non voglio dire eresie, però sono più quelle note che ritroviamo in un prosecco veramente, perché abbiamo delle note di frutta bianca. Quindi ci ricorda un po' la pera, la mela, no? Solitamente magari se andiamo in un metodo classico vedremo poi che, vista la sua longevità e la sua permanenza sui lieviti, avrà odori un pochino più maturi. Invece in questo caso sono veramente freschi. E poi quello che si coglie è anche la sua freschezza, quasi sembra come di essere di fronte al mare, no? Quando arrivano le onde ti arrivano gli schizzi dell'acqua, quindi questa freschezza, questa salinità veramente. E quindi questa è la sua nota minerale che si percepisce tantissimo, quindi è unita a questo sentore di frutta e si sentono anche delle note un po' agrumate. Mi viene in mente un po' la scorzetta del lime, qualcosa comunque di verde, non di agrumato maturo, ma quasi acerbo, no? Quindi questo è strano perché dalla vernaccia solitamente, nella vernaccia vinificata nel metodo tradizionale, non abbiamo assolutamente questi profumi. Sono profumi di frutta matura, di ossidazione, quindi qui ci sorprende, quindi vedete un po' la vernaccia che cosa ci può regalare. Adesso proviamo ad assaggiarla, quindi il nostro sorsetto lo teniamo in bocca e vediamo che sensazioni ci regala. Mm-hmm. I rosati li facciamo tutti e tre insieme. Allora, sentite un po' come arriva e come si allarga in bocca. Si prende il suo spazio. Sentite che acidità. Quanto vi fa salivare? Tanto. Bellissimo. C'ha questo quindi nervo acido che mi piace un sacco. Poi appunto ognuno ha il proprio gusto. Ma dopodiché sentite che cominciate a salivare anche nella parte anteriore della lingua, quindi quella mineralità che avevamo sentito al naso, quindi quella salsedine, quella sensazione di onda marina, la sentiamo tutta in bocca e sentiamo anche quella nota
agrumata che avevamo sentito al naso, la sentiamo benissimo anche in bocca, così come quella frutta che è bella fresca, è ancora, come dire, vivace. E poi abbiamo anche una bella sensazione di pseudocalore. Quindi questo è uno spumante che va benissimo come aperitivo, ma diciamo che siccome ha una bella persistenza anche, sentite che in bocca continua a durare anche questo frutto e l'acidità continua a permanere, potrebbe accompagnare qualche piatto cucinato da Paolo, ad esempio, una cosa però semplice. Però ad esempio, secondo me con qualche gambero crudo potrebbe cavarsela, cosa dite? Loro lo propongono in abbinamento con la mozzarella e il prosciutto. Con la mozzarella sì, col prosciutto. Roby, che prosciutto è? Quanto è stagionato? Quanto sale ha? Col prosciutto magari forse non... Esatto, un prosciutto giovane, molto dolce sicuramente, però quando poi si scrivono gli abbinamenti si sta sempre sul generico, ma non viene specificato, appunto. Con l'ostrica, allora, l'ostrica è molto salata, ha una sapidità intensa e tu non fai altro che rafforzare e quindi alla fine in bocca potresti avere un gusto amaro perché stai sovrapponendo la sapidità dell'ostrica. La freschezza sì, però i francesi ci insegnano che con l'ostrichetta ci vuole il Melon de Bourgogne, il muscadet, quindi altra roba. E se ce lo insegnano loro, mi sa che dobbiamo un po' stare. Va bene, quindi questo è una vernaccia, metodo Charmat, quindi sicuramente sorprendente. Cioè non ci aspetteremo da una vernaccia questa freschezza e questa mineralità. Allora, adesso abbiamo 3 bollicine rosate, quindi aspettiamo di averle tutte nel bicchiere. Fabio, forse se vuoi aiutarci a... Allora, la gradazione, solitamente gli spumanti dal metodo classico al metodo Charmat hanno 12 gradi. 12, c'è soltanto un metodo classico che ha 12,5. Allora, dobbiamo servire questo, ok, su Brie. No, quello di mezzo. Ah sì, sul terzo bicchiere, sì. E poi, invece, così facciamo prima. Grazie. Perché vorrei che vedreste tutte e 3 insieme il colore, ma anche altre caratteristiche. No, non lo spostare? Era giusto. Era giusto perché qualcuno ti deve mettere in questo bicchiere. Ok, sì. Ok, quindi qua. Se tu ne bevi un sorso, massimo 2 per ogni vino, non dovrebbe succedere niente. Tu Elba, lui, cos'hai? Ok, va bene, va bene. Ok, allora. Cristina, scusa, Sì. queste bollicine sono Ah, in ok. No, piccionaia, perché siccome ho un faro... accostamenti con piatti sardi. Sì. Quindi io penso a un bel maialetto arrosto, però Il gambero di Villa raffreddato 5 Simius, ore. io ho pensato, quando ho parlato di No, io gambero. faccio una provocazione, siccome il maialetto arrosto, Allora, il però maialetto freddo di rosso no. 5 ore, No, magari no. quel grasso, Ce è una l'abbiamo provocazione. dopo uno che potrebbe... Io confesso, ieri ho mangiato agnello arrosto con uno di questi, poi vi dirò quale, per cui si è comportato bene. Allora, Claudia, questo è il secondo? Ok. Allora, ce li avete tutti? No? Il secondo, quindi su Brie. No, su Brie. È quello che avevi, eccolo qua. Sì.
Allora, intanto vi comincio a dire quali sono appunto i vini. Il primo rosato, che rosato non vi sembrerà, è il nuovo metodo Charmat delle cantine di Dolianova, quindi il rosato. Il secondo vino, invece, è Subri rosato delle cantine di Suentu, e il terzo rosato invece è il Baloi della cantina dei Fratelli Puddu. Hanno tutti e tre 12 gradi, sono tutti e tre metodi Charmat, però cambiano delle cose. In primis, il primo delle cantine di Dolianova non lo dovrei dichiarare, ma ovviamente resti tra noi, perché per questioni, diciamo così, tecniche non è possibile dichiararlo ufficialmente, per cose, come dire, burocratiche, ma è a base di uve Monica. Il secondo e il terzo sono a base di uve Cannonau. Sono entrambi vitigni autoctoni, tradizionali, esprimono pienamente il nostro territorio e entrambi hanno una carica a livello di pigmentazione che è bassa, ok? Del Cannonau ormai si sa che comunque è scarico di colore, ecco perché tanto tempo fa lo tagliavano per rinforzarlo anche a livello visivo e si fa ancora, cioè nel senso non scomodando il mandorlisame, molte cantine per dare un pochettino più di tono al vino si taglia con altri vitigni, ma è consentito dal disciplinare perché l'importante è che l'85% sia vitigno Cannonau e poi solitamente si ricorre al Syrah, perché il Syrah è bello carico e quindi gli conferisce anche maggiore speziatura che il Cannonau ha già di partenza. Per quanto riguarda il Monica, anche lui è un vitigno che è scarsamente colorato ed è anche un vitigno da cui non ci si aspetta delle grandi emozioni. Io dico sempre che è un vino, come dire, veritiero, cioè parla come mangiano, è il vino che mio nonno beveva tutti i giorni, a tavola, a pranzo, a cena, e mio nonno è vissuto più di 90 anni, quindi insomma vuol dire che qualcosa di buono c'era, però ecco un vitigno che fa tanta quantità ma che non ci regala grandi emozioni. È vero che qualcuno ha provato a barricarlo, a farlo passare in legno, però non abbiamo grandi sorprese, ecco non è il signor Cannonau, diciamoci la verità. Però il Monica in questa zona, o comunque nel Parteolla, è veramente rappresentativo, così come anche nel Campidano, non era il Cannonau, è Monica, o Sangiovese forse c'era nella vigna di nonno, per dire, però sicuramente Baccarossa era Monica. Lo vedete così, poveretto, in colore, è bianco, no? Si può dire che è quasi bianco, intanto perché stiamo partendo già da una pigmentazione bassa, ma in realtà durante la sua prima fermentazione non abbiamo contatto con le bucce, c'è solo una pressatura soffice e il mosto viene poi insomma chiarificato e filtrato, per cui non c'è la macerazione di qualche ora che rilascerebbe più colore. Però è anche vero, dice l'enologo, che con il tempo si scurirà un pochino, qui sarà un pochettino più, una gradazione un pochino più scura. Quindi quello è il primo. Il secondo abbiamo detto che è Subri, è a base di uve Cannonau, che vengono appunto dalla Marmilla, mentre il terzo è sempre a base di uve Cannonau, ma signori, Cannonau della zona classica. Quindi è una bella vigna sotto il Monte Corrasi, che fa quasi paura, che mette la sua ombra, no? Sulle vigne, che è così imponente. Cambiano i terreni, quindi Parteolla abbiamo argilla, sabbia, in Marmilla ugualmente abbiamo un po' di argilla, un po' di calcare, e invece ad Oliena abbiamo disfacimento granitico, quindi probabilmente sentiremo delle differenze. Guardiamo le bollicine.
Notate delle differenze? Ce le avete ancora tutte le bollicine nel bicchiere? Forse nel primo caso sono un pochino più grossolane e stanno cominciando a scomparire. Nel secondo e nel terzo sono molto più fini e vedrete che nel terzo sono molto più persistenti. Adesso non so se avete ancora la corona addirittura nel bicchiere. E vi assicuro che durerà un bel po' di tempo. Allora, il primo, Charmat, è l'unico prodotto in Sardegna, è prodotto in cantina, perché Dolianova ovviamente ha, come dire, gli strumenti finanziari, ma è diventata indipendente nella produzione solo dal 2019, per cui anche le cantine di Dolianova non è che prima disponessero di queste tecnologie, è stato fatto un grosso investimento, soprattutto l'impianto di imbottigliamento che è enorme. Secondo e terzo sono spumantizzati entrambi in Oltrepò Pavese, dove sono specializzati nella spumantizzazione delle uve a bacca rossa, perché Pinot Noir, Oltrepò Pavese. Prima venivano spumantizzati in altre parti e i risultati non erano questi, quindi c'è stato un cambio e ora vedremo che i risultati sono arrivati per fortuna. Quindi cominciamo con la prima bollicina, quindi Charmat. Allora, io sento odore di Big Bubble, ma non è una, come dire, una dispregiare, è che proprio mi ricorda quell'odore di frutta rossa, fresca, che avevano le Big Bubble, no? Che quindi attiravano i bambini, quindi si sente tantissimo il lampone, il ribes rosso, sono proprio le fragoline di bosco, è proprio, ha una bellissima intensità al naso con questa frutta rossa. Poi si sentono anche note un po' della macchia mediterranea, perché è così, siamo in Sardegna e per fortuna nei vini a bacca rossa si sente spesso. E poi sentiamo la mineralità, anche in questo caso, che comunque è sicuramente diversa da quella del primo metodo Charmat. Ok? Quindi qui sentiamo più delle note che magari ci ricordano il gesso oppure ci ricorda qualcosa di bianco, insomma. Quindi abbiamo una buona intensità, non abbiamo chissà quale complessità, ma anche perché abbiamo detto che poi non abbiamo neanche macerazione. Quindi adesso andiamo ad assaggiarlo e vediamo che cosa ci rivela. Bella carbonazione. Sentite quanto vi fa salivare, tanto tanto. Buona mineralità. Sentite la saporosità. Forse quasi quasi è più minerale in bocca che fresco. Buona persistenza. Abbiamo un bel frutto. Quindi questa è un'assoluta novità perché non è stata presentata ancora ufficialmente da nessuna parte, è nata un po', come dire, in silenzio prima di Natale, si è deciso di buttarla un po' nel mercato per dare un po' di novità e quindi si è unita agli altri metodi Charmat presenti in cantina e quindi tutto sommato si lascia bere. Sentite anche quanto è lungo quel gusto di frutta. Io continuo a sentirlo nella lingua, non so se avete la stessa sensazione. Si lascia bere comunque. Questo un attimo la bottiglia si vuota e non c'è bisogno di accompagnamento, voglio dire. No, comunque anche questo va con gli aperitivi e sempre anche con i crudi, perché comunque non è invasivo, non è un rosso carico. Andiamo al secondo. Quindi, su Brie, vedete che avete ancora le bollicine che continuano a salire, che sono belle fini. La corona non è intera, però comunque ci sono delle tracce. Andiamo a sentire.
ovviamente i colori sono tutti brillanti. Ecco, volevo farvi cogliere la differenza a livello di colore tra Subri e Baloi, perché sono rosati in questo caso. Vedete che, anzi non so se vedete bene, Subri ha il colore di buccia di cipolla, cioè il colore trendy del mercato, che è come viene richiesto e che troviamo insomma un po' nei vini provenzali, quindi questa sorta di cipria, o buccia di cipolla proprio, la chiamo. Se andate a guardare invece il Baloi, ha una nota più rosata, vira più sul rosa che sulla buccia di cipolla. Cambia la tonalità. Sono tutti e due molto intriganti, assolutamente. Però Nina, che è la nostra delegata, è più furba perché lo vende nella bottiglia trasparente. Tutti gli altri avete visto che sono tutte bottiglie scure? È vero, per preservare il vino la bottiglia scura è ottima, però a livello di marketing, di visibilità, io quel rosato non lo vendo perché non riesco a vederne il colore. E qui in cantina abbiamo combattuto per la bottiglia e ho perso, però vabbè, poi vedremo i dati di mercato, vabbè, comunque. Quindi c'è una leggera sfumatura di rosa che è diversa, nonostante siano due Canonau, ma vengono da zone diverse. E poi anche la macerazione dura più o meno 12 ore, una notte o insomma qualcosa in più. Quindi andiamo a sentire i profumi dei Subri. Quindi qua, più che la nota fruttata, mi colpisce più una nota, sembra quasi floreale, ma anche molto la mineralità. Si sente, la frutta arriva dopo e in questo caso è una frutta rossa, ma non è quella dei lamponi che abbiamo sentito prima o del ribes, sembra più magari una marena, qualcosa di più carnoso, più sostanzioso. Siamo sempre sul tono, insomma, del rosso vivace. Silvia, non mi stai bevendo? Sì, ti vedo incantata. E si sentono qua anche veramente di più le note della macchia mediterranea, si sente questa nota vegetale che è più presente rispetto appunto al precedente. Quindi frutta, nota vegetale, nota minerale e anche la nota floreale. Stiamo sempre parlando del signor Canonau, per cui non avremo la rosa rossa, ma qualche bel fiore ce l'abbiamo di sicuro. Assaggiamolo un po'. Allora, anche in questo caso abbiamo una buona acidità, si sente tanto proprio questa nota acidula. E poi dopo viene la mineralità, però è proprio tanta l'acidità che comunque si espande e che prende tanto posto. Persistenza, un pochino meno. C'è tanta l'acidità che ci resta, però poi il frutto un pochino meno rispetto al precedente. Siete d'accordo? Sì, no, ditemi qualcosa, datemi un feedback. A me resta tanto proprio questa nota acidula, però poi a livello di gusto mi manca qualcosina. Quindi magari, dimmi Roby. Tra freschezza sì. Sì. E una certa cremita. Esatto. Sì. Si dissociano. Mentre nel primo caso fossero più uniti tutti gli aspetti, in questo caso sembra quasi che si dissocino, quindi resta questa nota acidula, che però poi non fa più neanche salivare, è proprio una nota acidula nei lati della lingua, e poi però appunto mi manca qualcosa a livello di persistenza. Ovviamente
che sia chiaro, non è cioè, una critica a questo vino, no, assolutamente, anche perché noi dobbiamo giudicare quello che abbiamo nel bicchiere, poi non è detto che tutto il lotto sia così, che è sempre stato così in questo caso, poi è comunque un vino che è dignitosissimo, assolutamente, però facendo la comparazione, appunto, riusciamo a cogliere una cosa che non avremmo colto se magari l'avessimo bevuto da solo. Quindi anche lui se la cava con gli abbinamenti, tante volte l'ho bevuto, è piacevole, anche con la pizza, ad esempio, questo vino. Ok? Adesso andiamo ad assaggiare il Baloi, che guardate ancora ha tanta spuma, guardate la corona, guardate le bollicine come sono fini, come continuano a salire. Quindi questo è un indice di qualità, perché comunque continuare ad avere la corona e le bollicine dopo tanti minuti che è stato versato, insomma, ci crea delle aspettative, poi vediamo se saranno soddisfatte oppure no. Andiamo a sentire i profumi. Sentite qua, c'è una maggiore intensità rispetto perlomeno al precedente. E qua si sente molto più il frutto. Qua è proprio chiarissimo. È bello, è un frutto rosso, bello croccante, bello fresco, che già quasi mi fa salivare senza averlo neppure assaggiato. Anche qua abbiamo la nostra bella nota mediterranea, quindi le nostre piante del territorio. Abbiamo ugualmente una bella mineralità, che però è forse più spiccata rispetto al secondo, ma abbiamo anche detto perché. C'è il Monte Corrasi lì, che un po' incute timore e che rilascia tutta la sua influenza. E quindi abbiamo anche delle note quasi di rosa, non rossa, perché ovviamente non abbiamo tutta quella macerazione. Adesso vediamo che cosa ci regala in bocca, se veramente quello che stiamo vedendo, come dire, non ci deluderà. Arriva, pum, esplode, frutta, acidità, saporosità. Quanto vi dura in bocca? Vai, questo con il maialetto arrosto, che sarebbe anche un abbinamento un po' tradizionale in quella zona lì, mi sa. Va bene, freddo il maialetto? Sì, va benissimo, perché c'ha il grasso più rappreso, dici, più... Poi dipende dal maialetto, insomma, da tante cose, se è maialetto sardo, razza sarda, oppure maiale nazionale. Certo, però in questo caso c'è veramente più corrispondenza in bocca, quindi sentiamo che c'è una bella complessità, c'è qualcosa che ci resta e ci resta tanto il frutto, è vero che ci resta sempre questa acidità, però io me ne berrei un secondo sorso di questo. Poi tanto dopo non devo guidare. Però quello che mi sorprende è che ormai la maggior parte delle cantine spumantizzano Canonau, tantissime, cioè è proprio il vitigno che va per la maggiore, per la spumantizzazione. Eppure il disciplinare non ha ancora riconosciuto lo spumante, il Canonau spumantizzato. E qui bisognerebbe intervenire perché diciamo così che ci sono tutti i presupposti per come dire, trasformarlo in una tipologia. Lo spumante, il Canonau spumantizzato. Ah, sì. Allora, non so ai disciplinari là se sia stato riconosciuto come tipologia, nel senso che si può produrre, però non è nel disciplinare. Quindi, insomma, ecco anche perché spesso non vengono dichiarate anche le uve nell'etichetta, perché ci sono tutte queste cose burocratiche.
Tra l'altro, prima di spumantizzare tu devi dichiarare: devo usare questa uva, ne devo usare una tot, e se poi non lo rispetti. Ed è per questo che nella maggior parte delle schede tecniche degli spumanti metodo Charmat troviamo sempre questa dicitura vitigni autoctoni, che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Ma appunto non si fa per nascondere, ma in effetti perché è una questione burocratica, semplicemente per questo motivo qua. Quindi 3 rosati, 3 espressioni differenti, esattamente anche gli abbinamenti, quindi il Baloi è un pochino più sostanzioso e magari si presta ad abbinamenti un pochettino più importanti. Quindi con i salumi qualche salsiccetta potrebbe starci. Allora, avete già nel bicchiere anche i 2 metodi classici, quindi passiamo al metodo classico. Allora, sono 2 vermentini. Il primo però è un vermentino di Sardegna e il secondo è un vermentino di Gallura. Quindi l'uva è la stessa, però il disciplinare cambia, perché se parliamo di vermentino di Sardegna, io posso chiamarlo così se uso 85% delle uve, vermentino di Gallura 95%. In ogni caso, in questi 2 vini è stato usato 100%, quindi non si può sbagliare. 2 territori diversi, perché il primo stiamo parlando della zona di Arborea, esattamente però stiamo parlando della zona del Monte Arci. Quindi vuol dire che abbiamo l'ossidiana, ma allo stesso tempo abbiamo anche la sabbia, ok? L'ultimo invece è un vermentino di Gallura. Stiamo parlando di, il primo è Quarto Moro e il secondo è Tenute Olbios, che ha praticamente una cava di granito dietro l'angolo, ok? Quindi territori completamente diversi. Allora, il primo metodo classico è una vendemmia 2021, che è stato 24 mesi sui lieviti ed è stato sboccato quest'anno alla fine dell'estate. E in questo caso abbiamo 12 gradi e mezzo, è l'unica eccezione. L'ultimo invece, vermentino di Gallura, si chiama Bisso 12+, ed è stato sui lieviti 24 mesi, ma quello che non vi ho detto è che è un millesimato 2014. 2014, quindi io mi sono fatta un po' di domande, ho detto caspita. Allora, intanto ringrazio Daniela perché nella sua bottiglia c'è scritto la sboccatura. Siccome non è obbligatorio mettere la sboccatura negli spumanti vermentino, o comunque che non siano Franciacorta o Trento DOC, non è obbligatorio. Però a me questa cosa dà molto fastidio perché io sono un amante dei vini molto nervosi e mi interessa sapere quando è stato sboccato, perché io lo voglio appena sboccato, perché i miei gusti sono questi. Se non me lo scrivono, come faccio io a saperlo? Già non ho indicazioni magari neanche dell'annata, perché se non è un millesimato, quindi non so niente, compro uno spumante che può essere già vecchio e morto dentro quella bottiglia. Quindi i produttori dovrebbero, per aiutare i consumatori, per comunicare meglio il loro vino, scrive la sboccatura, solo che è un'arma a doppio taglio. Perché cosa succede? Che se rimane negli scaffali a lungo e poi non si vende. Ma se uno ne fa meno bottiglie e le vende bene, questo problema non ci sarebbe, quindi è tutto un circolo. Comunque 2014, al che mi sono fatta un po' di conti perché la sboccatura è ottobre 2023, quindi è stato 24 mesi sui lieviti, significa che nel 2021 ha iniziato insomma il suo processo di trasformazione. Quindi mi sono detta dal 2014 al 2021, caspita quanti anni, ma questo vermentino cosa gli è successo? Dove è rimasto? Perché il vermentino non è un vitigno, come dire, famoso per l'invecchiamento, no? Per l'evoluzione. Quindi ho detto, ma... E quindi ho chiesto alla proprietaria, nonché l'enologa, e mi ha detto, il vermentino rimane nelle fusti in acciaio senza essere filtrato, rimane fermo. Tutti quegli anni non viene toccato nulla. Dopodiché, appunto, lo avvia
alla spumantizzazione, perché solitamente quando si produce anche un metodo classico si fa la vendemmia dopo qualche mese, marzo, aprile, si parte con la spumantizzazione, a meno che non si debbano fare delle cuvée o insomma, e quindi magari c'è necessità di più tempo. Quindi lo sentiremo poi, cioè a me quello che mi ha sorpreso continua a dirmi 2014, come caspita è possibile. È rimasto 2 anni. Sì, che quegli anni che è rimasto fermo ha guadagnato, ma io continuo a chiedermi come sia rimasto, perché per spumantizzare tu devi avere una buona base acida. Quindi, intanto la 2014 sono andata a controllare, è considerata una delle annate migliori in Sardegna, perché è stata un'annata veramente favorevole per il clima, quindi siamo già partiti così. Però, caspita, cioè il fatto di non essere filtrato, di non averlo mosso, evidentemente ha, come dire, contribuito a mantenerlo così. Esatto, e l'ha tenuto ricco e probabilmente magari la raccolta è stata fatta anche in anticipo per cercare comunque di preservare questa acidità. Assolutamente sì. Come? Quale temperatura? Allora, me l'ha anche scritto, dovrebbe essere intorno ai 18-20 gradi, ok? Quindi delle volte io mi sorprendo perché ci sono delle piccole cantine che ormai comunque vanno in giro e poi assaggi il vino come è successo alla fiera, Amalia, ti ricordi? Un vino, la cantina carinissima, i proprietari, eccetera, eccetera, lo assaggi e ti accorgi che è ossidato. Ok, vino di quest'anno, la bottiglia l'hai aperta oggi? Sì. Andiamo a capire perché. Cosa è successo? E cosa è successo? Che in cantina non controllano le temperature durante la fermentazione. Ok, e quindi il vino fa quello che vuole lui, non quello che vuoi tu. E poi si sentono i risultati in bocca. Allora, prendiamo il nostro Q di Quarto Moro. Vedete come i colori si somigliano tanto, sono 2 gialli dorati, sono tutti e 2 belli brillanti, però forse Quarto Moro è leggermente più intenso, ok? Quindi qua continuiamo ad avere le nostre bollicine fini, la corona non ce l'abbiamo più, però comunque continuano a salire. Andiamo a sentire al naso, e questo è, signori, è il vermentino. Così, si trasforma così quando è spumantizzato e dopo che è stato un po' di tempo in bottiglia. Quindi vengono fuori questi profumi di frutta quasi stramatura, ma soprattutto questi odori che ci ricordano quasi quasi un po' il Riesling, perché abbiamo degli odori di idrocarburi, di pietra focaia, sono dei profumi veramente intensi. Devo dire la verità che se uno è abituato a bere Chardonnay, il paragone col vermentino, il vermentino non ne viene fuori tanto bene, perché non è un profumo elegantissimo, ok? Però è vero che è il suo, è così. Quindi uno quando poi lo va ad analizzare deve sapere che cos'ha di fronte. Quindi questi profumi veramente di frutta stramatura, quindi di ananas, proprio quasi polpa asfatta, anche una banana veramente matura. Però appunto è la mineralità quella che vince. E ovviamente c'è anche una nota agrumata che si sente, che è una nota agrumata che mi ricorda un po' il mandarino o qualcosa comunque, mentre la frutta che si sente gialla è stramatura, quella agrumata sembra quasi verde e fresca, no? Quindi sembra veramente che ci siano queste note un po' verdi, ecco. Ok, e poi abbiamo anche qualche nota, come dire, che ci ricorda un po' di crema pasticcera, qualcosa con cui appunto farcire i dolci. Proviamo ad assaggiarlo. Comunque al naso è molto ricco, è molto complesso.
Allora, bellissima freschezza, quindi questa acidità, questa salivazione, anche la mineralità. Sentite anche una leggera nota americante, che appunto è legata al vitigno, quindi il vermentino che ha questa tipicità e poi in bocca tanto mi resta questa nota agrumata. Comunque anche buona persistenza, è bello ciccioso. Tra l'altro Piero Cella è uno dei primi che in Sardegna, come dire, si è buttato nella spumantizzazione, può essere considerato ormai un vero esperto. Non parliamo solo della sua cantina Quarto Moro, ma ha fatto consulenze per tantissime cantine e tra l'altro Piero è anche il papà del Baloi, tanto per intenderci, ok? Quindi buona acidità, buona freschezza, una buona persistenza e comunque sentiamo più complessità rispetto ovviamente a un metodo Charmat. Riempie più la bocca. Questo, eh sì, cambia lo scenario. Questo è veramente berlo come aperitivo, anche se mi è capitato di berlo come aperitivo, forse un po' sminuirlo, ma potrebbe accompagnare, insomma, delle carni sicuramente, anche degli spezzatini di carne di maiale, anche con le patate, insomma, qualcosa di un po' più ricco. Di pesci grassi. Allora, cosa potrebbe essere? Un pesce grasso? Fammi una ricetta con un pesce grasso. No, non con il tonno, no, non pesci azzurri, però se potrebbe essere, sì, il muggine, ecco, brava, il muggine potrebbe stare benissimo. La spigoletta un po' cicciona, sì. E c'è anche l'abbinamento territoriale, esatto. Però è la complessità della carne è diversa. Il maiale di mare corrisponde al manzo. Ok. Sì. È il maiale di mare, ma come complessità e consistenza è più una carne rossa. Allora, l'ultimo. Quindi bisso 12+. Bisso, sapete tutti che cos'è il bisso, quindi il tessuto che viene ottenuto dai filamenti appunto del mollusco. Quindi in realtà Daniela ha chiamato la sua linea di spumanti bisso un po' perché tiene molto alle tradizioni della Sardegna e questa è una cosa veramente tradizionale che ci appartiene e anche perché il bisso diventa un filamento, una seta, diciamo così, no? E quindi lei con questo nome voleva esprimere anche la complessità gustativa di questo vino. Quindi abbiamo detto che il colore è leggermente meno dorato rispetto al primo, le bollicine continuano a salire, ora la corona è scomparsa ma fino a poco tempo fa era presente. Sentiamo il naso. Allora, io quando ho sentito il profumo ho detto no, ma è vermentino veramente. Ed è per questo che mi sono venuti tutti quei dubbi. Allora, il Q è veramente l'espressione del vermentino spumantizzato, metodo classico, così, quei sentori minerali di idrocarburi di pietrafocaia. Qua, no, non ci sono. Sì, ma non si prende quello spazio, come dire. Qua la nota minerale, forse più che la pietra focaia, è più granitica veramente, no? E quindi che ci ricorda un altro tipo di roccia, di materiale, di minerale, che lo rende anche più elegante al naso, un pochino più intrigante. E poi considerando come è arrivato qua, cioè tutta la sua storia, io mi sarei aspettata il profumi doppio di quelli di Q, e invece no, è completamente diverso. Quindi qui c'è veramente eleganza anche al naso, è più pulito, mi sembra. Quindi oltre a queste note granitiche, io sento profumi di frutta bianca,
matura, ma frutta bianca e non frutta gialla come nel caso precedente. Mi viene da pensare a una mela che comincia a essere matura, a una pera. Sì, magari la mela mi viene in mente più la golden, che quindi è gialla, no? Però se è una mela golden anche fresca, scrocchia. Però sono completamente diversi i profumi. Si sentono anche note di erbe aromatiche, qualche nota forse di salvia, potrebbe esserci anche timo. Considerate che ho il naso mezzo, insomma, non proprio al 100%, però... Ah, la pesca, la piccoletta. Sì, è vero, proprio la pelle, la buccia che ha quel profumo. Quindi comunque, perché ha questi profumi? Cioè, mi viene da chiedermi, no? 12 mesi, ma millesimato 2014, quindi quest'annata 2014, ma che cos'era? Ma veramente, cioè, bisognerebbe andare a indagare ancora di più. Assaggiamolo. Sentite? La nota maricante, che è più forse invasiva rispetto al precedente, ma sentite come resta la frutta, com'è elegante in bocca, come è suadente. Ecco questa setosità, questa, no? Che lo richiama e si chiama bisso, perché veramente ha questa cremosità quasi. È incredibile, secondo me, per essere un vermentino, è appunto annata 2014. Io questo ieri l'ho abbinato al mio agnello arrosto. Agnello che quindi ha una persistenza gusto-olfattiva abbastanza importante e riesce a starci dietro, perché ti sgrassa e poi comunque c'è una buona persistenza, ma soprattutto c'è l'eleganza, sia al naso che in bocca. E io questo da un vermentino, a me mi spiace dirlo, ma non me lo aspetto. Quindi non so che barbatrucco ci sia dietro, ma approfondirò la questione. Ciao. Bene, spero che questa degustazione sia stata interessante, che abbiate scoperto delle bollicine che non conoscevate, che qualcuna di queste magari domani sarà sulle vostre tavole, non per fare la schiuma, ma per accompagnare degnamente i vostri piatti. Potete partire dall'aperitivo per poi arrivare, insomma, in finale. Vabbè, diciamo che ovviamente anche averli serviti così, insomma, le tempistiche non hanno aiutato, però ci tenevo a fare proprio il raffronto per cogliere le differenze, perché l'ideale sarebbe stato servire uno per uno in modo tale da tenere la temperatura, vedere sempre la bollicina e la corona, però era anche proprio per cogliere le differenze, così poi ognuno di voi... Ah, ok, prego. Sì? Un'anguilla con una fogliolina di alloro che richiama quel po' di balsamicità che era presente. Sì. E sull'ultimo l'agnello alla castedaglia, quello che dopo Con con l'uovo che tutto sommato però c'è il limone, vabbè, bisogna non abusarne, però l'anguilla tu quindi la abbineresti così. Sì. Io ho usato un po' di più, vabbè, l'anguilla dipende sempre poi da come è cucinata, perché l'ho abbinata recentemente ad un cannonau, ma era un'anguilla cucinata un po' alla giapponese, quindi grigliata, rigrigliata con le salse di soia, quindi una cosa che comunque ci poteva stare assolutamente. Per l'anguilla ugualmente è versatile, dipende sempre da come viene cucinata, assolutamente. Bene, vi ringrazio.
Quindi Alessandra, qui si chiude la manifestazione, abbiamo chiuso in bellezza con le bollicine e quindi andate in pace. Chiude Cristina perché io sono cotta. Bruno, Giovanni, a chiudere per favore, 2 parole in chiusura, che hanno fatto veramente un lavorone in tempi strettissimi. Grazie, sono molto soddisfatto anche di questa chiusura alla grande. Vediamo se viene anche Giovanni per ringraziare. Sì, comunque vi ringrazio moltissimo e speriamo che ci sia un'altra edizione del Sardinian Day in un periodo magari più tranquillo, più rilassato e con dei tempi di organizzazione un pochettino più normali. Più normali perché... Atrus annus mellus. Ecco. Grazie a tutti.